Alessandro Ballan, campione del mondo a Varese nel 2008 e ricco di esperienze internazionali. Come pensi che riuscirai a portare queste due grandi esperienze all'interno dei Criterium? La mia fortuna è stata quella di aver vestito la maglia di campione del mondo e oltre a quello aver vinto un Fiandre, quindi di essere molto richiesto all'estero, soprattutto in Belgio, Francia, Olanda per questi Criterium. Quindi ne ho fatti, ne ho anche vinti e io spero di essere d'aiuto appunto a questo nuovo progetto. L'ultimo mi ricordo in Italia è stato a Brescia nel 2009, io vestivo la maglia di campione del mondo, sono passati molti anni, quindi speriamo di essere all'altezza e di far diventare veramente questa data, che è il giorno successivo al Giro d'Italia, farla diventare veramente un appuntamento annuo per tutti quanti gli appassionati veneti di ciclismo. Senza ombra di dubbio l'obiettivo massimo è quello di far avvicinare le persone, la gente al ciclismo, e quindi abbiamo pensato di accostare appunto i piccolini, i giovani, i giovanissimi a dei grandi campioni, e sempre un occhio di riguardo per loro per far crescere il ciclismo, perché magari un domani di trovare fra loro un nuovo Ballan o un nuovo Tosato.